Con il fiato sospeso dalle prime consultazioni del Capo dello Stato, Matteo Renzi al momento riceve l'appoggio di socialisti e centro democratico. Nuovo centrodestra gli darà la fiducia alla condizione che il suo esecutivo non sia troppo di sinistra. SEL starà all'opposizione. L'incarico di governo a Renzi è una scommessa, lo sa bene il PD. È un grande rischio per il Partito Democratico che ci ha messo la faccia, per il segretario nazionale e quindi per Renzi che ci ha messo ancora di più la faccia. Ci vuole una grande coesione parlamentare della maggioranza che sosterrà questo nuovo governo nell'interesse dei cittadini. È un rischio, ma andava sicuramente accettato e la sfida andava sicuramente colta. Il neo segretario democratico del Veneto, Bellunese, attende di conoscere quanta attenzione darà ai nostri territori il neo premier e il suo segretario nazionale nel programma di governo. Rispetto alle esigenze del nostro territorio, sia esso la provincia di Belluno che sta soffrendo che la nostra regione, non farà sconti neanche al nuovo premier. Non si illude il mondo delle piccole imprese, che di politici ne ha visti passare parecchi, come dire, un premier vale l'altro. O capiscono che siamo arrivati a un punto di rottura per cui si crea impresa, si crea lavoro e si mette nelle condizioni impresa e lavoratori di guardare avanti con un po' di futuro, altrimenti corriamo il rischio che noi chiudiamo veramente. Eppure il Veneto ha voglia di lavorare, di creare, ricorda Sbalchiero. Le banche devono riaprire i cordoni del credito alle imprese. Il Parlamento e non solo il governo deve emanare al più presto provvedimenti per le piccole e medie imprese. La tassazione è arrivata a livelli insostenibili. Il pagamento delle pubbliche amministrazioni e anche dei privati, nonostante la legge, non c'è. Il costo del lavoro è altissimo e quindi anche i nostri addetti, i nostri lavoratori, sappiamo che non ce la fanno arrivare a fine mese. Intanto la CGIA di Mestre ha calcolato in 2,4 miliardi l'aggravio di tasse lasciato dal governo Letta. La maggior parte di questa somma sarà pagata da banche e assicurazioni. A carico delle famiglie rimangono però i tributi locali come la Tasi, un tributo che potrebbe mettere in difficoltà quelle meno abbienti. Solo un ulteriore taglio della spesa pubblica di altri 3 miliardi potrebbe far diminuire le tasse.